10 anni per Sun in Veneto, 10 anni che vengono festeggiati in una location d'eccezione, il Castello del Cataio. Una tavola rotonda completamente all'aria aperta, proprio a celebrare quelli che sono i valori legati al benessere e alla salute del fondo regionale autogestito, no profit, con ben 200 sportelli su tutto il territorio. Quando gli altri contratti prevedevano dei fondi nazionali, i nostri parti sociali dell'artigianato hanno voluto invece creare un fondo veneto che si inserisse nel percorso virtuoso della bilateralità. Abbiamo una platea di iscritti che sono più di 132.000 persone, a cui si aggiungono le adesioni volontarie. Una crescita considerevole, quella registrata in questi primi 10 anni, che si è consolidata grazie ad obiettivi e pilastri ben distinti. Il nostro fondo si è distinto fin dall'inizio proprio per questa capacità di essere pronto ad intervenire in relazione a quelle che sono le esigenze. Pensate che il nostro nomenclatore conta 3.600 tutele. Costituito da parte datoriale di Confartigianato Imprese, CNA e Casartigiani Veneto, unitamente alla parte sindacale di CGIL, CISL e UIL, Sun in Veneto è stata una sfida che ha portato ottimi risultati. La sanità integrativa per noi innanzitutto è uno strumento di welfare. La mutualità regionale permette di dare tutele importanti anche a chi vive la propria vita lavorativa dentro la piccolissima azienda artigiana. L'obiettivo da raggiungere è la totale condivisione con la sanità pubblica, ovvero un convenzionamento con il sistema delle ULSS a livello regionale, affinché anche le prestazioni riconosciute dalle ULSS possano rientrare nei benefici di questo welfare che noi proponiamo per le nostre imprese. E le sfide del futuro risultano ad oggi ben chiare. Noi auspichiamo che questi 10 anni diventino anche un monito per far comprendere quanto importante sia il lavoro del territorio e che in questo senso possa produrre tutto il benessere di cui stiamo adesso ragionando.